Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 5 ottobre. Il 3 ottobre il Comitato Cittadino di Sant'Anna ha convocato un incontro a cui era stata invitata l'amministrazione. Il focus dell'incontro era fare il punto sui problemi strutturali della frazione, dalla strada statale Romea alle fermate dei bus non in sicurezza, al trasporto pubblico, alle asfaltature di cui si è parlato ultimamente. Ci doveva essere anche spazio per discutere sulla ciclovia Vento e sul progetto della ciclovia appoggiato dal Comitato. Quando è stato messo il post online su Facebook sulla pagina del comitato si annunciava che l'amministrazione era stata invitata e che c'era già una conferma. Probabilmente era la conferma dell'assessore Maria Boscolo Chio, unica appartenente alla giunta ad essere presente durante la serata. Una serata che dallo stesso comitato è stata definita deludente, a partire dalla mancanza delle persone che avrebbero dovuto dare risposte, a cominciare dal sindaco Armelao, nonostante si sia giustificato con motivi personali, per poi passare ad altri assessori fondamentali per soddisfare la discussione, quali anche l'assessore ai lavori pubblici Mancin. Il comitato giustamente ringrazia la Chio per la sua presenza, unica nella giunta ad averci messo la faccia, ammettendo comunque anche la mancanza di conoscenza su alcune questioni poste, nonostante, ribadisce il comitato, alcuni tra i temi sono conosciuti ormai da anni. I residenti che si sono riuniti hanno lamentato l'assenza dell'amministrazione in questi anni di mandato. Per ciò che era di competenza della Chio non sono state date comunque tempistiche certe. I residenti temono che le questioni riguardanti le frazioni siano portate alla luce soltanto durante la campagna elettorale. Dalle parole ai fatti qui non ha ancora funzionato, ma i problemi che riguardano la sicurezza devono trovare una soluzione, almeno quelli. Il tema sicurezza sulla Romea è ben evidenziato nel programma elettorale, come altri punti che al momento sono stati disattesi, come il municipio in frazione, dove si legge la necessità, nelle promesse elettorali, di un maggior coinvolgimento dei comitati e dei cittadini attraverso riunioni organizzate e costanti con giunta e consiglio, proprio come quella del 3 ottobre in cui la giunta non è intervenuta se non nella figura della Chio. Perché quindi non calendarizzare questi incontri in modo che non vadano a sovrapporsi agli impegni che impediscono la presenza di chi deve dare le risposte che la frazione attende? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Prima giornata di incontri a Roma tra il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli e i 4 rappresentanti delle regioni Liguria, Veneto, Lombardia e Piemonte sul tema dell'autonomia differenziata. Tavolo appunto di discussione, prima conferenza nell'analizzare in maniera più profonda le materie richieste dalle 4 regioni per poterle gestire autonomamente, ovviamente materie senza LEP. E una delle materie appunto di discussione che accomuna un po' tutte le 4 regioni è sicuramente il tema della protezione civile. Sappiamo bene che la protezione civile in Italia è sicuramente molto funzionale, la protezione civile è sicuramente un tema che accomuna tutti, ma ovviamente avere più autonomia di gestione, più funzionalità e capacità organizzativa a livello regionale sicuramente sarebbe molto importante. Faccio solo un piccolo esempio. Vi è un problema di necessità dovuta appunto a dei smottamenti piuttosto che di fenomeni climatici che hanno creato inondazioni piuttosto che altri fenomeni. Ecco, già far partire la macchina operativa
e chiedere lo stato di emergenza, di calamità, se fosse già a livello regionale sarebbe molto più operativo senza aspettare, diciamo così, il diktat da parte a livello governativo romano, ecco. E dunque avere più decentramento a livello regionale di gestione sicuramente sarebbe molto più funzionale, più operativo e più importante. Sta di fatto però, ripeto, che alcune realtà politiche, sindacali e quant'altro probabilmente non hanno ancora capito la bontà, diciamo così, di questa autonomia differenziata e la contrasta e cerca di contrastarla in tutte le sedi, in tutte le piazze, raccogliendo firme, rappresentando appunto contrasti ideologici e politici piuttosto che funzionali e operativi. Dunque speriamo che la Corte Costituzionale e tutti gli organi, la Cassazione, tutti gli organi appunto competenti riescano appunto a recepire la bontà di questo provvedimento che è diventato legge, che non è un spacchitaglia, che non è la secessione di ricchi, ma è solo la dimostrazione della capacità funzionale di chi amministra la cosa pubblica e lo fa in maniera trasparente, operativa, funzionale e sotto gli occhi di tutti, senza indugi e senza aspettare che sia qualcuno a Roma a decidere se dover chiudere una strada piuttosto che far partire un'operatività anche di risarcimento danni nei confronti di una popolazione, di una città o di un quartiere piuttosto che altro. Dunque la bontà sta proprio sull'operatività a 360 gradi. Dunque ben venga tutte queste forme di autonomia, speriamo che, ripeto, questo è un primo step, dopo ci sarà tutta una serie di atti, però si parte dalla protezione civile su materie senza rep per poi discutere in tante altre. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. La Regione Veneto, per fronteggiare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare, ha predisposto misure straordinarie, tra cui 3 domeniche definite quindi ecologiche, durante le quali sarà fatto divieto di transito, per quanto ci riguarda, nel centro storico di Chioggia. La prima domenica per Chioggia sarà il 6 ottobre, in concomitanza con la festa per lo sport. Le prossime saranno una a novembre e una a dicembre, per le quali si cercherà certamente di portare qualcosa di attrattivo in piazza, in modo che la passeggiata sia invogliata. Un piccolo gesto, lo definisce l'assessore all'ambiente e al verde Serena De Perini, ma può aiutare a tutelare l'ambiente. Oltre all'introduzione di una domenica ecologica al mese, sono numerose le misure straordinarie che saranno applicate con l'intento di tutelare la qualità dell'aria anche a seconda del livello di allerta per la presenza di polveri sottili. Questo per quanto riguarda il comunicato emesso dal Comune. Vorremmo aggiungere che una domenica al mese è certo un modo per sensibilizzare la popolazione a lasciare l'auto in garage, ma sarebbe molto più utile, costante e duraturo nel tempo se la macchina la si potesse fare a meno di usare con maggior frequenza. Perché ciò sia possibile serve però un sistema di trasporto pubblico efficiente, servizio che ora e che per i prossimi mesi a Chioggia manca. Potremmo usare il trasporto pubblico per andare a scuola, al lavoro, avvicinarsi al centro di Chioggia o di Sottomarina per fare shopping o una semplice passeggiata. Invece, con un trasporto inefficiente qual è quello che ora serve la città, siamo costretti ognuno di noi a prendere la macchina per spostarci. Tanti tubi di scappamento anziché uno e la necessità di tanti posti auto quando basterebbe una fermata nei pressi del luogo dove ci dobbiamo recare. Per limitare l'inquinamento una domenica al mese diventa un evento, la domenica ecologica, ma non dovrebbe essere un evento, dovrebbe essere un'abitudine. Le istituzioni, Comune, Regione, Stato dovrebbero collaborare a creare i presupposti perché lo diventi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo.
Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.yodabroker.it. In questi giorni è stata ripresa praticamente da tutta la stampa nazionale un intervento del ministro dell'economia Giorgetti, che parla per quanto riguarda per l'approvazione della legge di bilancio che richiederà i sacrifici di tutti. E fra le varie cose dice che appunto la stella polare, dico uno stralcio, è l'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alle proprie capacità alle necessità del Paese. E poi la cosa che a me mi ha più colpito è la parte finale che dice: è uno sforzo che tutto il sistema Paese deve fare, i privati, le piccole e medie imprese e soprattutto la pubblica amministrazione, che sarà chiamata ad essere molto più performante e produttiva, quindi fare risultati migliori con spese inferiori. Allora, un plauso al ministro dell'economia Giorgetti, che fa un intervento serio. Vorrei ricordare che qualche settimana prima il presidente Sergio Mattarella aveva ricordato che a Cernobbio che il risanamento, la riduzione del debito pubblico italiano è un'attività ineludibile che bisogna farlo a tutti i costi, ricordando che gli interessi che l'Italia paga per il debito pubblico sono superiori alla Francia e alla Germania messi insieme. Ecco. Ritorno sul passaggio che dice: le pubbliche amministrazioni sarà chiamata a essere molto più performante. Allora, vorrei ricordarvi che da 7 anni, il ponte sulla Fossetta è chiuso e l'imbuto è stato per una serie di sbagli che sono stati fatti dall'amministrazione precedente, sorvoliamo questo aspetto, ma soprattutto perché la sovrintendenza pretende che quel ponte mi hanno chiamato qua le signore venga restaurato, di via della Fossetta, che avendo più di 80 anni è un reperto storico. A suo tempo, quando il sindaco Mauro Melao purtroppo si è insediato 3 anni fa, il sottoscritto gli ha detto subito: guarda che vai a fare ricorso alla sovrintendenza, perché è assurdo che andiamo a spendere 4 volte quanto serve buttarlo giù e rifarlo. C'era un preventivo di buttarlo giù e farne uno nuovo a doppia corsia e anche con la pista ciclabile, e sta cosa si è incastrata perché la sovrintendenza pretende che venga restaurato. Ecco, allora non lo dico io, voi sapete, lo dico più volte questo aspetto, ma effettivamente non sono un professionista, ma io mi ero confrontato con più professionisti e avevano detto che senza andare a fare ricorso al TAR si poteva cercare con tramite altri professionisti di far capire alla sovrintendenza che era una via un po' sbagliata, perché i professionisti si sono espressi, non li cito ovviamente, ma si sono espressi con molta prudenza, ma in pratica hanno fatto l'esempio che il ponte non è un edificio, ma è un'infrastruttura. Io già su questo tema ci sono tornato tante volte. A Mestre rifaranno completamente la stazione ferroviaria e buttano giù un edificio e la sovrintendenza non dice nulla, ma poi ci sono anche altri esempi. Allora, tornando un'altra volta a quello che dice il ministro, io spero che qualcuno gli faccia arrivare questo video. Come fa l'amministrazione comunale di Chioggia, che è obbligata dalla sovrintendenza a restaurare quel ponte, che è un rudere completo, che costerà almeno 4 volte che buttarlo giù e farlo da capo, senza contare tutto il disagio che abbiamo avuto fino adesso, il quartiere della Fossetta, poveretti, ma anche la viabilità, perché ci serviva tantissimo per la viabilità tra Sottomarina e Chioggia, soprattutto a bypassare il traffico estivo dei pendolari e dei turisti. Ecco. Quindi qua, a suo tempo, questa specie di sindaco che abbiamo, io gli avevo detto non si può litigare con la sovrintendenza, è come litigare con la moglie. Ecco, allora con le mogli si può litigare, si può anche divorziare, ma in questo caso, siccome non è la prima volta che la sovrintendenza, che è un'entità,
ci fa a Chioggia degli errori macroscopici. Brevemente, la copertura della Porta Garibaldi, che anni fa ce l'ha fatta togliere dicendo che non era stata fatta durante il periodo storico, e poi sono tornati a farla mettere perché la torre, un monumento storico, si stava sgretolando. Ma ce ne sono altri, per sintesi non voglio ripetere, vi metto il link in descrizione, interventi che hanno fatto questa cosa. Quindi io spero, confido che qualcuno gli mandi, a parte che il ministro si deve occupare del bilancio, e sta cosa qua dovrebbe essere un'amministrazione competente, un'amministrazione che capisce qualcosa, che è assurdo andare a spendere 4 milioni per restaurare un ponte che poi lo si dovrà fare a senso unico alternato e senza neanche la pista ciclabile, quando nuovo tutto quanto viene a costare 1 milione, almeno c'era un preventivo 1 milione, probabilmente adesso con l'aumento delle materie prime costerà 1,2 milioni, 1,4 milioni. Ringraziamo sempre il sindaco Mauro Armelao, che ha detto che con la sovrintendenza non si può litigare. Nei giorni scorsi ci siamo trovati a discutere di un aspetto di Chioggia Centro Storico Riva Vena che ci sembra abbastanza stonato, azzardato, oseremmo dire, tanto che abbiamo dato per scontato che sia nato da un'idea sorta la sera, applicata la mattina, priva di qualsiasi autorizzazione, richiesta, progetto. Ci siamo detti che forse sarebbe stato il caso di renderlo noto all'assessore al decoro del comune di Chioggia, in modo che ne prenda atto e che faccia i dovuti controlli. Subito dopo ci siamo chiesti se a Chioggia esista un assessore al decoro. Ebbene, esiste, si tratta di Maria Rosa Boscolo-Chio. Forse adesso non è quindi il caso di impegnarla più del necessario con le tante beghe che ha certamente per la testa, tra mercato ittico da spostare prima del termine del mandato, tra trasporto pubblico e tutte le altre problematiche legate a come spendere ad esempio il tesoretto della legge speciale di Venezia, oltre che per lo stadio. Però non si tratta di un assessorato da sottovalutare, in quanto a questo ruolo spetta contrastare quegli aspetti della città che rischiano di minare gli sforzi dell'amministrazione che l'amministrazione mette in campo per rendere la città più attraente, assecondando un progetto, un'idea che non prevede i classici pugni su un occhio. Anche se i compiti non sembrano però nettamente definiti. Facendo una ricerca su Google abbiamo visto che in molti comuni questo assessorato viene abbinato all'assessorato al verde. Basti pensare ad esempio alla semplice gestione dello spazio per le epigrafi, posizionate spesso non soltanto sui pannelli canonici, tra l'altro vecchi e arrugginiti, ma anche sui pannelli delle utenze, sui bidoni per il rifiuto da passeggio, oppure gli avvisi per i matrimoni, sempre meno frequenti visto che ci si sposa sempre meno, ma lasciati per anni a scolorirsi al sole sui lampioni. Gli stessi colori delle case in centro storico dovrebbero seguire una linea armonica racchiusa in una palette con poche tinte, in modo da non trovarsi in centro la casa fucsia o giallo canarino, simpatica, per carità, ma distante dal contesto. Esiste un regolamento di polizia urbana che ha un capitolo dedicato al decoro urbano, esattamente un regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza della città di Chioggia, che non sempre viene fatto rispettare. Ci ha colti però una curiosità. Quando è stata l'ultima volta che un assessore al decoro del comune di Chioggia ha messo la sua firma su un qualche provvedimento per questo assessorato? AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi, sabato 5 ottobre, sono due, quella a Valli in via Romea, la Iaccheri, e la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la nuovissima app Chioggia Azzurra e la top di gamma pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.